Ben ritrovati con l'ultima edizione giornaliera del nostro TG Flash. In apertura la cessione dell'ISAB di Priolo Gargallo. Interrogato sul tema si è espresso il presidente della regione siciliana Renato Schifani, che ha dichiarato dopo un colloquio da Cireale con il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso che la trattativa per la vendita della raffineria è una questione privata e che altri soggetti non dovrebbero intervenire nella fase attuale. Schifani ha inoltre affermato che il governo regionale e quello nazionale sono impegnati a far rispettare le regole e le procedure per salvaguardare l'occupazione e l'ambiente. Il ministro Urso ha sottolineato che per il petrolchimico di Priolo è stata attivata la procedura della Golden Power allo scopo di proteggere i lavoratori e garantire il funzionamento degli impianti, prevenendo ogni rischio di chiusura. È iniziata la procedura di licenziamento collettivo per i lavoratori della Publi Servizi di Catania. La notizia, comunicata dai curatori giudiziali ieri sera, ha causato una grande delusione fra i 333 dipendenti che avevano sperato in un'altra proroga fino a luglio prossimo. Il commissario straordinario aveva infatti richiesto un'ulteriore proroga per poter salvare il personale, come aveva confermato anche durante l'incontro in prefettura di mercoledì scorso. Adesso si prospetta la costituzione di un'azienda speciale che dovrebbe assorbire l'intero organico di Publi Servizi. Passiamo allo sport e in particolare al calcio, con il Palermo che nel pomeriggio è sceso in campo al Barbera contro la capolista in Serie B Frosinone. Rosanero che portano a casa un ottimo pareggio per 1-1 firmato da Verre con un super gol da centrocampo e da Boloca. Nel post partita l'allenatore del Palermo Corini ha commentato positivamente la prestazione della squadra e ha sottolineato il giusto atteggiamento dei suoi. Prossimo appuntamento contro il Sud Tirol, quarto in classifica. E chiudiamo con il meteo. Ancora bel tempo nella giornata di domani in Sicilia. Sul litorale tirrenico e sull'Appennino i cieli saranno principalmente sereni o leggermente nuvolosi per l'intera giornata, con la possibilità di qualche nuvolo in più durante la sera. Sul litorale ionico, il litorale meridionale e le zone interne i cieli saranno principalmente sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Le temperature vedranno un lieve rialzo nei valori minimi su tutte le province. Ed è tutto per questa edizione. Dalla redazione di New Sicilia l'augurio di una buona serata e di un buon weekend. Benvenuti al Carnevale di Acireale. Dal 4 al 21 febbraio, coriandoli, luci, colori e tanto divertimento. Carri allegorici, gruppi, costumi, eventi, maschere e mascheroni. Uno spettacolo unico per un'esperienza ricca di allegria e di belle emozioni. Carnevali di Acireale, la festa più bella di Sicilia.